Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi vi ho portato in un posto bellissimo dove potrete vedere una città veramente bella e carina che è la città di Lugano. Noi siamo praticamente sopra 1200 metri in un posto che si chiama Sighignola sopra l'Anzo di Intervi. Vedete, qui ci sono moltissime persone che stanno filmando a lato e il vostro Marietto vi ha portato qui alle mie spalle. Abbiamo questo bellissimo posto che il vostro Marietto vi ha voluto far vedere anche oggi. Sono venuto su in moto velocemente, il vostro Marietto sapete che ogni tanto fa le scorribande e via. Ecco, qui siamo qua in questo bellissimo posto e vi voglio raccontare una storia perché questo posto qui da piccolino il vostro Marietto passava spesso e volentieri alcune volte o in macchina o anche scampagnate a piedi e via dicendo, no? Allora, anche perché alcuni mi hanno chiesto ma cos'è questo paradiso di Brissago, cos'è questo, come si suol dire, posto dove alcune persone vanno dopo. Beh, e allora la faccenda diventa importante, però vedo che c'è troppo traffico, troppe persone che sono di sottofondo e quindi penso che questa cosa qui la potrò raccontare nei prossimi pillole. Quindi oggi il vostro Marietto vi ha portato qui a farvi vedere questo bellissimo incantevole posto e potrei farvi vedere di più, ma ho già filmato per l'ice splash in futuro. Comunque nelle prossime pillole parlerò del vostro, come si suol dire, del paradiso di Brissago. Purtroppo c'è troppe persone che girano e quindi di sottofondo vi disturberebbero. Cari amici, grazie. Ciao Lara, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. Vedi Lara, guarda un po' lo spettacolo, se riesci a vederlo. L'onda la frequenziamo su a 1200 metri, non è eccezionale, però insomma si fa quel che si può. È molto, come si dice, che mi ha toccato, perché era più o meno 20 anni fa, lavoravo sempre in una scuola informatica e cosa era successo? Era successo che parlavo a un mio direttore di questa scuola di Brissago, praticamente gli raccontavo che certe persone, tipo lui, sarebbero molto probabilmente andate in Isole Brissago. Sapete che il vostro Marietto, le prime volte che una persona lo conosce, pensa sempre che siano le barzellette di Topolino e mi ascoltava, però col senno del poi si teneva sempre, sapete, quel ghigno della serie: se lo ascolto tanto perché è un mio subalterno gli devo dar ragione, però tanto alla fine ho ragione io. Beh, cosa è successo? È successo che nei vari anni che è stato il mio direttore, a un certo punto ha conosciuto un veggente che lavorava per i servizi segreti che praticamente gli ha raccontato questo di Brissago e che molto probabilmente io non raccontavo favole. E alla fine la storia va a finire, adesso ve la racconto molto stretta, molto come si suol dire veloce, va a finire che un bel giorno ha voluto vedere anche lui cos'era questo paradiso di Brissago. E il veggente gli ha detto: bene, domani ti porto, no? Il paradiso di Brissago, il nostro posto di lavoro, era più o meno 60 km. Hanno preso la loro super macchina perché era un tipo molto materialista, era un tipo che gli piaceva. Ciao Doria, grazie Doris, grazie di esserti unita, grazie Michelle di esserti unita in Diario Marietto Iniziale. Beh, morale della favola, hanno preso questa macchina l'indomani e il veggente gli aveva spiegato: guarda che tu nella prossima vita sei troppo materialista, hai fatto troppe biricchinate, insomma le aveva combinate grosse. Io adesso sono molto sempre gentile, molto, come si suol dire, soft, no? E gli aveva detto: tu un giorno andrai in questo paradiso Brissago e domani ti porto a fare vedere. Beh, quando il giorno dopo sono partiti, lui era sapeva nessuno in questo mondo perché io sono più furbo di tutti. Beh, lui è partito, è andato a vedere di cosa si trattava, ha fatto vedere che alcuni di quelli avevano fatto la babau al Cipa Chip ciao Luisella, grazie di esserti unita, e alla Marietta una vita prima e aveva visto i risultati e dove erano arrivati. Beh, questo direttore voleva licenziarsi, voleva scappare a questa struttura segreta in cui era entrata, ma purtroppo ormai il prezzo da pagare c'era e non poteva scappare. Dopo qualche anno è stato sbattuto fuori, non serviva più e lui adesso sa, il povero Marco, un nome a fantasia, si chiamava Marco. Fantasia non è che adesso
pensa di aver conosciuto Marietto Veneziano 20 anni fa e pensa di essere stato il direttore del Marietto Veneziano 20 anni fa, pensa di andare in paradiso di Brissago, solo per dirvi che purtroppo queste cose ci sono e sono reali, perché capita anche di fare consulenze di persone che magari stanno bene finanziariamente in questo momento storico della vita, ma fra 20 anni non si sa, perché potrebbe capitare che riescono a capire cos'è. Ciao Antonella, grazie di esserti unita. Senti Antonella, ma è un periodo che non ti si vede più in giro per Face. Pensavo che mi avessi tradito o abbandonato. Beh, comunque lasciamo stare. Quindi ricordiamoci che chi è troppo attaccato alla materia, poco spiritualista, praticamente si aggiudicherà il paradiso di Brissago. Adesso io ne parlo spesso perché per gli esoteristi è il posto più brutto che uno potrebbe raggiungere dopo la prossima reincarnazione, è il posto proprio europeo, sto parlando di esoteristi europei. A me ne aveva parlato il capitano degli Alpini quando avevo 8 anni, però aveva promesso a mia mamma che non me l'avrebbe fatto vedere fino a 29 anni perché era una cosa troppo pesante, no? E in effetti quando ho visto cosa vuol dire andare al paradiso di Brissago, quello che si può gelare. Infatti al mio direttore gli era andata via la voglia di vivere, non voleva più lavorare, non voleva più fare niente, però purtroppo aveva lavorato 50 anni per costruirsi la strada gratuita per il paradiso di Brissago. Simonetta, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Quindi cari amici, questo è uno special live a sorpresa del vostro Marietto, vi ha portato in un bellissimo posto, a vedere una bellissima città, Lugano, rinomata per le sue banche e per anche le sue uffici fiduciari, ma anche per la sua bellezza, perché vedete il lago lambisce questo bellissimo posto, è veramente un posto incantevole. E qui siamo a circa 1200 metri di altezza e possiamo proprio goderci questo spettacolo e anche goderci questa arietta pulita. Il vostro Marietto vi aveva già portato a Venezia a fare un giro, ciao Fiorenza, grazie di esserti unita e Graziella. Vi aveva portato a Venezia, in piazza San Marco, vi aveva portato su Furca, nello Stelvio. Qui ero già venuto tempo fa, ma avevo solamente fatto delle riprese per le special life ripetute, come si può dire, oppure old fashion. Oggi il vostro Marietto ha preso la sua motoretta e ha pensato di portarvi a fare uno special live, come si dice, che poi ripeterò quello che dico. Ciao Sara, grazie di esserti unita. Ripeterò quello che dico come si suol dire, nel YouTube, prenderò questo pezzo sonoro però non ci sarò io, ci sarà solamente, perché ho già fatto delle riprese, solamente tutto lo spettacolo. Quindi ricordatevi sempre che perché mentre stavo venendo qua in moto stavo pensando alla special life cosa potevo dire, e mentre passavo di fronte a un posto dove sapevo che il direttore lì aveva vissuto, aveva lavorato e che si è giudicato il Paradiso Brissago, penso a quelle altre persone che vengono anche a trovarci nelle nostre Sibille e Pendolini Live Special, che dovrebbero cercare anche di riuscire a sensibilizzarsi, perché non tutti chiaramente seguono il Degato Marietto Veneziano, a cercare di capire che è vero, magari in questa vita con un colpo di karma, di fortuna, tra virgolette, si può avere una vita molto importante a livello finanziario, ma bisogna sempre avere un occhio vispo per la prossima, perché 50 anni, ve lo dice il vostro Marietto, anzi 60, volano, no? E quindi dopo i 60 ne rimangono al massimo 30 ancora di lucidità, se va bene, e poi bisogna cominciare a pensare al dopo. Se non si inizia a pensare piccolini al dopo, no? Si rischia di diventare dei pezzi da 90 e poi incominciare a trovare un veggente che vi porta a vedere il paradiso di Brissago e quindi a farvi passare la voglia di vivere. Chiaramente questi sono racconti di fantasia, non voglio fare terrorismo mediatico, perché lo sapete che il vostro Marietto veneziano le spara grosse, cioè non grosse come il Dante, perché quando incontro il Dante sapete sempre che ho bisogno del giubbetto antiproiettili, ma anche il vostro Marietto veneziano qualche volta non scherza. Bene, io penso di aver detto tutto, perché spettacolo bellissimo, c'è tantissima gente che sta guardando, anzi adesso cerco di portarvi anche dall'altro lato come si suol dire, del panorama, così possiate vedere, cercando sempre di non fare, vediate
si può vedere da qui, vedete? Vedete il lago di Lugano, uno spettacolo. Siamo in diretta live, vedete? Praticamente siamo a 1200 metri e qui siamo davanti al Ponte Diga di Melide, uno spettacolo proprio per gli occhi. C'è tantissimo pubblico, c'è tantissima gente italiana che viene a vedere questo posto e il vostro Marietto vi porta in diretta a vederlo. Vedete qua, vi ho già portato sul Furca, vi ho già portato sullo Stelvio, Piazza Venezia, Vipiteno, e oggi per parlarvi del paradiso di Brissago e di quel signore che a un certo punto a 50 anni aveva capito che non si suol dire avere troppa materia, essere leggero, perché più si è pesante, più quando si va dall'altra parte la situazione diventa difficile. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito, grazie Maurizio Antonio, grazie Lara che adora i laghi, quindi vedete, ce n'è per tutti i gusti. Adesso il vostro Marietto stacca, perché che ore sono? Sono già, vedete, le 5 meno 10, quindi è ora di rincasare, farò un bel viaggio di qualche oretta, ma voglio portarvi a far vedere questo spettacolo e via. Niente, detto questo, anche siamo stati qua. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito. Questa pillola, questo sonoro lo sentirete ancora sul tubo, senza questo video, cioè nel senso userò sempre i video così. E poi venite a trovare i nostri gruppi Facebook e anche in Telegram nei Magici Arcieri Bertoldini. Bene, penso di aver detto tutto e cari amici vi saluto.